L'agricoltura moderna certamente ha avuto un grande salto di qualità dal secondo dopoguerra in poi, con l'introduzione del DDT, che allora portò a dei notevoli benefici, però si scoprì immediatamente quali erano le sue potenzialità tossiche e quindi poi venne messo al bando. Allora pesticidi, insetticidi, fitofarmaci sono una cosa importante per l'agricoltura, e ultimamente però si stanno vedendo degli effetti comunque complessi per quanto riguarda gli insetticidi sistemici e in particolare i neonicotinoidi. The world is slowly wakening up, and that includes myself, to a danger. Il mondo si sta svegliando adesso, compreso me stesso. Si sta svegliando, c'è una minaccia per la biodiversità a livello mondiale che è rappresentata dagli insetticidi sistemici e in particolare dai neonicotinoidi. Per affrontare bene questo problema seriamente e da un punto di vista scientifico ho fatto nascere un gruppo di lavoro, la Task Force sugli Systemic Insecticides, che raccoglie scienziati indipendenti, non finanziati, ma che dicono quello che pensano, provenienti da tutto il mondo, particolarmente da 3 continenti: l'Asia, l'America e l'Europa. Questo gruppo di lavoro sta cercando di valutare gli effetti degli insetticidi sistemici sull'ambiente da diversi punti di vista e con un approccio strettamente scientifico. I primi risultati stanno emergendo e la forza di lavoro sta preparando una review di oltre 800 lavori scientifici a livello mondiale per dare tutti gli elementi per capire gli effetti ambientali e le possibilità di gestione per ridurre gli effetti collaterali negativi. Eliminare alcuni usi eccessivi, scorretti, come la concia, cosa che è già fatta adesso a livello europeo, e altri la fertirrigazione, quello che ha portato l'inquinamento in Olanda. Mentre l'uso in sé per sé, insomma, in questo momento è bene, forse, dato l'importanza pubblica, prenderlo in considerazione come abolizione temporanea, ma un'abolizione totale lascia qualche perplessità, almeno nel sottoscritto. Non sono in questo in completa sintonia con il gruppo della Task Force, a cui appartengo come socio fondatore. Come mai la Task Force si è riunita qui alla Corte Benedettina? Si è riunita qui alla Corte Benedettina perché nel gruppo di lavoro ci sono anche degli italiani dell'Università di Padova, e il lavoro che è stato fatto dall'Università di Padova e da Veneto Agricoltura ha avuto un contributo notevolissimo nello sviluppo delle strategie della Task Force, e per questo motivo il gruppo di lavoro ha pensato che l'Italia e Padova, Legnaro, fossero la sede più opportuna per questo convegno storico, perché da questo convegno storico partirà una visione nuova per quanto riguarda la gestione dei fitofarmaci, in particolare i sistemici. Allora, la Task Force è nata qualche anno fa per fare il punto da un punto di vista strettamente scientifico sugli effetti degli insetticidi sistemici e in particolare dei neonicotinoidi. Effetti di tipo ambientale sulle diverse specie selvatiche, sull'uomo, in generale su tutto, e vedere anche quali possibilità ci sono dal punto di vista agronomico per un'eventuale coesistenza e per le alternative al loro uso. L'effetto ambientale abbastanza visibile c'è. Ci sono delle prove scientifiche, quindi l'utilizzo su larga scala degli insetticidi sistemici, tra cui i neonicotinoidi, può portare effettivamente a degli effetti sull'ambiente.
Si sta studiando come si può avvantaggiarsene evitando questi effetti collaterali negativi, e sono presentate diverse soluzioni, la prima delle quali è la difesa integrata. La difesa integrata, che a partire dal 1 gennaio 2014 sarà obbligatoria in tutti i paesi della comunità europea, è l'arma principale per arrivare a ridurre questi effetti negativi. Su questo vorrei dire che Veneto Agricoltura è all'avanguardia, perché già da alcuni anni, attraverso il suo bollettino Culture Erbacee, sta cercando di far sì che dal 1 gennaio effettivamente si possa applicarla, mantenendo il reddito degli agricoltori, ma allo stesso tempo riducendo l'impatto delle tecniche agricole e dell'uso dei fitofarmaci.